Ok. Allora, partiamo dal presente. E quindi ho visto un video del Corriere della Sera Sì. su YouTube che in pratica è il video della cover di Pino Daniele e Anna Verrà. Sì. E a parte ti faccio i miei complimenti perché ha fatto venire i brividi addosso, bellissimo. Grazie. Poi la canzone mi piace molto, vabbè. E lì hai fatto un omaggio quindi a una Napoli deserta durante la quarantena, no? E volevo sapere com'è nata questa idea e come hai vissuto tu la quarantena a livello professionale, insomma. Allora, com'è nata l'idea? In realtà quella canzone è una canzone che io avevo registrato diverso tempo prima, quindi era uno stato d'animo che non era immediatamente associato alla quarantena, anche se poi in realtà ci andava molto bene, nel senso che esatto, sicuramente è stato registrato in un momento di grande malinconia e quindi quella cosa secondo me si sente e so che è arrivata a tante persone che poi ha avuto un riscontro rispetto a questa cosa. È stata anche una cosa abbastanza immediata, nel senso che ci siamo incontrati io e il chitarrista perché avevamo una data in Svizzera e dovevamo fare un video di una serie di canzoni di Pino Daniele, quindi facevamo veramente una prova e fu proprio la magia di quel momento, cioè veramente l'abbiamo incastrata in quella cosa e poi in realtà non era più uscita fuori questa cosa, non era più venuta fuori finché non c'è stata questa cosa della quarantena e questo incontro con Amalia De Simone, la giornalista che aveva intenzione, sì, Grande giornalista. grandissima giornalista, e aveva intenzione di fare questo video, sapeva di questa mia canzone e quindi mi ha chiesto di usarla come colonna sonora e poi alla fine credo che il risultato, insomma, devo dire la verità, sono contenta anch'io del risultato, insomma, è stato molto bello. Per quanto riguarda la quarantena e il mio stato d'animo, penso un po' come tutti, soprattutto per i musicisti, è stata una cosa molto brutta perché ovviamente noi abbiamo sempre una serie di progetti che poi avverranno, non è semplicemente il fatto di andare tutti i giorni al lavoro, no, è sempre creare dei nuovi progetti, per cui anche io avevo una serie di progetti che per fortuna non sono naufragati, però sicuramente hanno avuto uno stop importante con quella cosa. E quindi non c'era più il lavoro nella scuola di musica, non c'erano più una serie di idee alla base di certi progetti e quindi inizialmente è stato veramente terribile perché assolutamente inaspettato. Eh sì. E vabbè, poi sabato, come dicevo prima, in piazza del Plebiscito c'è stata la manifestazione dei lavoratori dello spettacolo, come c'è stata il venerdì prima. E quindi tu da artista hai aderito a questa protesta, tu che la vivi da dentro, insomma. E come credi che si possa risolvere questa situazione? Allora, io ho aderito sia rispetto a una serie di gruppi che si sono formati anche sui social, quindi insomma sia su Facebook, eccetera, e sia nella protesta proprio in piazza. Sicuramente era importante far sentire la nostra voce e anche essere uniti, perché molto spesso magari per un piccolo compenso o per qualsiasi cosa, se qualcuno si tira indietro c'è sempre qualcun altro che poi invece si fa avanti, quindi in questo senso qua invece era importante che tutti quanti fossimo uniti. Questo succede un po' in tutti i settori, però anche nella musica, insomma nello spettacolo e così. Quindi innanzitutto era importante che fossimo tutti quanti. E poi la situazione per i musicisti, per gli artisti in generale è veramente brutta in Italia. Se ti posso raccontare questo episodio che ti fa capire proprio la cultura italiana rispetto a questa cosa. Una volta sono andata a fare una visita di controllo da una dermatologa, giovane, anche forse più giovane di me. Insomma, mi ha visitato tutto a posto ed ero con mia madre, la quale, grande mia fan, dice: ah, guardi, mia figlia è una cantante, fa vedere una serie di video, una cosa, con il mio grande imbarazzo. Tra l'altro, comunque alla fine usciamo da questa visita, mentre stavo andando via, lei mi dice: complimenti, è un bellissimo hobby la musica. Quindi, quindi questo ti fa capire, insomma, la musica che cos'è per una professionista che sta facendo quello, qualcuno ha detto anche per Conte, no? Che disse gli artisti ci fanno appassionare e ci fanno divertire, anche se in realtà su questo poi non è che concordo tanto, però in linea di massima comunque molto spesso per la cultura italiana l'arte, la musica è semplicemente un hobby, ma in realtà non è così poi. E intanto anche perché noi studiamo, io ho fatto il conservatorio per fare questo,
ho lasciato l'università, nel senso che mi sono laureata prima in psicologia, poi dopo ho deciso di laurearmi in musica jazz, quindi ho fatto un mio percorso, ho speso soldi, ho speso energie, tempo per fare questo. E comunque ho creato e creiamo tutti quanti un indotto economico, quindi voglio dire è sbagliata questo tipo di cultura, per cui intanto bisognerebbe cambiare proprio la mentalità rispetto alla musica, rispetto all'arte e di conseguenza cambiare anche una serie di leggi e quindi provare invece a facilitare il lavoro del musicista, perché è un lavoro poi. Sì, certo. Sì, e invece a livello musicale, no? Ho visto e ascolto anche il gruppo Mujeres Creando, no? E ho visto che, cioè ho sentito più che altro che affrontate spesso tematiche importanti, no? Sì. Come l'omofobia nella canzone I parli te. Sì. Che io insomma mi chiedo che c'è bisogno di parlare di temi del genere ancora oggi nel 2020. Ahimè, sì. Tra l'altro lo dice proprio il titolo, nel senso che almeno secondo quella concezione la cosa importante è parlarne, perché dell'omosessualità in generale sicuramente si ha ancora paura, esiste l'omofobia. Se poi vogliamo parlare dell'omosessualità femminile, molto spesso il mezzo usato per contrastare l'omosessualità come se fosse una malattia è proprio quello di ignorare questa cosa, come se non esistesse. Allora il titolo è già una risposta a questa cosa, e parli te, lo faccio, ne parlo, mi espongo. Perché alla fine stiamo parlando d'amore, lo dice la canzone, cioè nel senso che parla semplicemente di qualcosa di bellissimo, dice e parli te, gli occhi erano contenti, sono felice, sono felicissima di questo. Semplicemente antepongo questo, antepongo l'amore all'omofobia, quindi assolutamente sì, c'è bisogno ancora di parlarne. Pure alla fine quando tu fai tutta la lista dei casi di ragazzi e ragazze soprattutto morte, Sì, ammazzate o morte perché suicidi anche. suicide Certo. anche. Sì, quella in realtà è stata brividi di terrore quando si sente quello, no? Certo, proprio perché a volte si tende a non parlarne, invece diciamo anche questo, diciamo che cosa succede anche. Questa cosa in realtà è nata al concorso Amnesty International, siamo state finaliste in questo concorso e avevamo questa canzone. La nostra idea era quella di proiettare questi nomi, però per una questione diciamo di regole, per essere tutti quanti sullo stesso piano rispetto agli altri musicisti, non potevamo proiettare questa cosa, per cui un'ora, 2 ore prima che facciamo? Ok, allunghiamola solo e Assia tu li dici questi nomi. E poi alla fine c'era un grande pathos chiaramente nel dire, quindi forse alla fine ha funzionato anche di più e l'abbiamo portata poi nel videoclip questa cosa. Infatti, vabbè, ho visto il videoclip. Sì. Ok. E invece, a proposito dei Terrori Uniti, hai partecipato al progetto grandioso dei Terrori Uniti, affrontando anche qui temi importanti come quello dei Dakota Sioux, Napoli e i migranti, no? Tutti i migranti del sud del mondo, il biocidio, eccetera. E volevo sapere, visto che mi interessa anche personalmente perché sono una fan dei Terrori Uniti, continuerà questo bellissimo importante progetto? Continua? Sì, allora sicuramente siamo tanti, a volte l'organizzazione è un po' complicata, però devo dire che c'è Massimo Iovine che ci guida, è veramente molto paziente, insomma, e riesce poi alla fine a seguirci. In realtà delle piccole cose sono state fatte, non ancora un pezzo, ma sicuramente ne faremo ancora di pezzi, però altre cose comunque ci sentiamo sempre, siamo un collettivo per cui facciamo un'altra serie di iniziative e sicuramente ci sarà qualcos'altro, qualche altro pezzo, qualche altra produzione. Ma come progetti che intendi? Altri progetti? Nel senso che abbiamo per esempio collaborato con l'assessorato, per cui abbiamo fatto dei video, delle cose. Quelli che vedevo anche su Facebook? Sì. Ah, ok. E invece hai in cantiere anche progetti da solista? Sì. Ma non l'ho trovato io o non ti ho trovato la solista su YouTube? No, io mi nascondo bene. Una canzone, non mi ricordo il nome. Nel buio del letto. Esatto, probabilmente. Quella sì. Quella sì. È allora l'unica? Sì, no, in realtà sto lavorando a un disco mio da cantautrice e a luglio, sicuramente dopo il 10 luglio, questo lo posso dire, uscirà un brano che si intitola Io sono te.
ed è tra l'altro collegato a un documentario di cui diciamo sarò protagonista insieme ad altre persone. Non ti dico tantissimo perché c'è un ufficio stampa che diciamo mi tiene a bada, però comunque sì, e sono molto orgogliosa e molto contenta di questa cosa. E quindi questo sarà tipo il singolo del primo singolo dell'album? Sì. E l'album Che poi non si darà sa il quando- titolo al disco. Ah, Allora ok. guarda, sicuramente anche per il Covid, cioè nel senso io già avevo dei dubbi su quando farlo uscire, dopodiché c'è stata la botta del Covid, ho detto ok, usciamo con il singolo e poi dopo uscirà il disco, credo a ottobre. Va bene, e di che parla la canzone non si può sapere o sì? La canzone parla, sì, parla del fatto di... allora, io ho collaborato con delle detenute, cioè nel senso che sono andata in carcere e ho scritto una canzone insieme a loro. Ah, bellissimo. E quindi la cosa importante, la cosa che ho capito immediatamente è che una persona la devi sempre considerare in base alla sua storia, totale, da quando è nata. E quindi è un po' questo il senso della canzone. No, hai sempre temi importanti, tu? Sì, sicuramente Siamo negli ultimi anni ancora di più. Cioè, canzoncine non ne fai. Allora, canzoni d'amore introspettive ci saranno anche nel disco, però effettivamente poi col passare del tempo ho cominciato anche un po' a uscire fuori da me, diciamo, a vedere quello che succedeva fuori. Ah, bello. E vabbè, però non ci aspettiamo solo cuore e amore, insomma, quella non ce l'aspettiamo. No, non credo. Vabbè. E domanda un po' più così, hai sempre pensato di fare la cantante? Cantautrice, insomma. Allora, diciamo Da che bambina, non lo so. no, in realtà no, nel senso che l'artista di famiglia era un po' mio fratello, che è un chitarrista. E io semplicemente, mi ricordo che questa cosa era scritta nella biografia di MySpace, Wow. semplicemente facevo i coretti a mio fratello a bassa voce, molto timida, così. E quindi no, non ci avevo pensato. Però poi mi sono accorta effettivamente di avere tra le mani forse un talento e quindi ho cominciato a coltivarlo, però ti ripeto, per molti anni è stata sempre una strada parallela, nel senso che da una parte mi sono laureata in psicologia, dall'altra però lavoravo principalmente, ho sempre lavorato come cantante e quindi mi sono convinta, diciamo, forse è per questo, perché non avevo una grande convinzione rispetto a questo, ma non del fatto che mi piacesse la musica, forse perché anche i miei genitori mi hanno sempre detto che questo era un hobby e basta, quindi ho dovuto un attimo scavalcare questo problema, diciamo, dopodiché adesso lo penso. Certo, meno male. No, perché sennò sarebbe un peccato. Però come psicologa mai lavorato? No, perché non ce l'hai fatta, non sei proprio arrivata no, cioè nel senso alla che laurea, dopo... dico, Sì. a pensarci. Sì, perché poi ho lasciato e sono andata al conservatorio. Ecco. E tra l'altro c'è una canzone del disco che racconta proprio questa cosa, che si intitola Perfect Glove, guanto perfetto, nel senso che quando poi sono andata al conservatorio ho capito che quella era la mia dimensione, che finalmente stavo facendo quello che mi viene meglio poi alla fine. Non so se mi viene bene, ma mi viene meglio di tutto il resto. Ma quindi il disco che uscirà sono tutte canzoni scritte da te, musica e testi? Sì. Ah, pure le musiche scritte? Sì. Tu fai tutto. E quindi, ma suoni anche? Diciamo che suono il pianoforte, ma preferisco non suonarlo dal vivo. In genere lo uso più per comporre o magari per accompagnare gli allievi quando fanno lezioni di canto, però dal vivo sono sempre Perché cantante, fai anche la maestra? maestra di canto. Sì. Ma per caso ricordi quanti anni avevi quando hai cantato per la prima volta? Magari In un po' più pubblico? seriamente. In pubblico. Sì, 14 anni. No, proprio piccola. Sì. Ok. Era una cover ovviamente. Se ti Era ricordi. Nobody's Wife. Ma bellissimo. Bellissimo. Adoro Nobody's Wife. Bellissimo. Se vuoi poi Traccia. traccia. No, ma la devi fare con la chitarra, non lo so. E la chitarra non la chitarra suono. non la so, stavo dicendo la chitarra. Ah, non lo so, però falla con la base, non piace assai con la canzone, lo sai. Sì, pensa che i miei amici mi prendevano in giro, mi chiamavano Nobody's Wife, perché ovunque andassi dovevo cantare Nobody's Anouk, ti Wife. chiamavano Anouk, sei pure bionda. Vabbè, ti faccio l'ultima domanda. Questa la faccio a tutti, il marchio di fabbrica del libro di intervista. E qual è il sogno più grande di Assia Fiorini?
vivere di musica. Ah, perfetto. Oh, allora, prima che mi dà la risposta secca, vabbè, ok, grazie. Spegna.